A Napoli il caffè è sempre il tramite per ogni relazione. Un uomo corteggia una donna, dice posso offrirti un caffè? Se incontri un amico, via, pigliamoci un caffè. Io addirittura quando mi offrono un caffè non rispondo mai negativamente, mi sembrerebbe addirittura di offenderlo. Il caffè è dialogo, è intimità, è complicità. Se vuoi chiarire un equivoco, andiamoci a pigliare un caffè e risolviamo tutti i nostri. Se vuoi fare 4 chiacchiere davanti a un caffè è perfetto. Anzi, le chiacchiere fatte davanti al caffè in generale sono cose leggere, insomma, nulla di veramente serio. A Napoli chiamiamo soffustarie caffè. Ecco. Ma attenzione che in lingua napoletana caffè, se è scritto con una sola C, indica il locale, indica il luogo, indica il bar dove esso si vende. Con 2 C diventa invece la bevanda o caffè. Quindi attenzione, o caffè, la bevanda con 2 C, o caffè. Ci avremmo un caffè a Bascia Marina con una sola C. In una città di caffè come Napoli, il bambino diventa uomo quando comincia a pigliare il primo caffè, anzi, eppure quando mangi i friarielli, che è una verdura, insomma, esclusivamente napoletana. Anzi, ipocritamente in famiglia, quando il bambino comincia a preparare finalmente il caffè in casa, cominciamo tutti quanti a dire, sai, 2 braccia nuove per preparare la macchinetta del caffè a casa. Fallo tu che fai meglio. Ecco, questo è veramente molto ipocrita. Ogni mamma napoletana esprime il suo amore per i figli portando il caffè a letto, ogni moglie al marito. Quando invece lo fa il marito nei confronti della moglie si usa dire chi le sa sottopacca la moglie. Sto scherzando naturalmente. Tazza calda, tazza fredda, già zuccherato, non lo voglio amaro, macchiato freddo, schiumato, insomma nessuno lo prende mai il caffè semplice, con la cremina di zucchero. C'è chi lo prende con la mano sinistra perché in fondo questa parte qua è quella meno usata, l'acqua prima o l'acqua dopo, insomma signori miei, ognuno prende il caffè con una serie di piccoli rituali che sono assolutamente personali, ma la più nota storia che contraddistingue e che lega Napoli al caffè è forse una leggenda che dura da anni, una storia meravigliosa che è quella del caffè sospeso. Il caffè sospeso funziona così: io vengo a prendere un caffè ma ne pago 2, l'altro lo lascio pagato a una persona che verrà in seguito, che magari non se lo può permettere, a uno sconosciuto, magari un amico immaginario col quale io immagino di condividere questo piacere di prendere il caffè. Il caffè preso da solo a Napoli ha tutto un altro sapore. Come diceva Massimo Troisi, il massimo della solitudine è tenere una macchinetta di caffè a una tazza. Se io vivessi da solo avrei la macchinetta da 24 tazze per invitare tanta gente a condividere questo piacere con me. Ma attenzione quindi, il caffè sospeso non è un atto di carità, è un gesto di condivisione, vuol dire condividere un piacere. In una città che ha fatto della condivisione, dell'accoglienza, dell'integrazione, uno dei suoi tratti distintivi, il caffè sospeso io lo considero uno dei fiori all'occhiello della nostra civiltà. A proposito, c'è un caffè sospeso per me? No, così cerco di risparmiare. Ah, c'è un caffè sospeso. Grazie. E allora prendiamo quest'ottimo caffè sospeso.